Buon pomeriggio a tutti, questa è l'ultima seduta Sì. di questa legislatura, quantomeno qui alla Camera dei Deputati, quindi l'ultimo giorno e le Camere molto probabilmente verranno sciolte tra il 27 e il 28 dicembre e poi inizieremo la campagna elettorale perché il Movimento 5 Stelle ambisce a governare questo Paese. Io, anche se non mi ricandiderò, sosterrò fino alla fine il Movimento 5 Stelle e infatti inizierò a girare l'Italia e con Federico D'Incà il 2 di gennaio, quindi Sì. finite le feste, c'è ancora l'Epifania, però finite dopo Capodanno ci vediamo a Belluno. Sì, a Belluno ci vediamo, saremo alle ore 18 al Teatro Giovanni XXIII in Piazza Pilloni, quindi vi aspettiamo numerosi tutti quanti per capire come sarà il futuro dell'Italia. Esatto. Come sarà il futuro dell'Italia, Alessandro? Io mi auguro soltanto un po' più giusto, un'Italia con un po' più di giustizia sociale e qualche diritto in più, soprattutto diritti economico-sociali che sono stati totalmente abbandonati. Per carità, i diritti civili e politici sono estremamente importanti, ma esistono anche i diritti economici e sociali e questo paese è stato smantellato. Lo Stato sociale, abbiamo una serie di proposte economiche importanti, ma ve le presenteremo a Belluno il 2 di gennaio. Buone feste! Grazie ancora, buone feste a voi tutti, un abbraccio, ciao cari.